Se Maresci, sì che Maresci. Come vanno a vivere cantanato da stato paia, non lo so, ma vediamo. Poi che c'è? Alture signorine sono coccate, non vanno a vedere a nudo. Donnino, io lo sogno, Don Pasquale, lo sai che non ne vedevo mai, ma io volessi parlare con i signorini. Ora ci dico che stasera ci faccio sapere. No, che c'entra stasera? Io ora ci volessi parlare, Ma come vanno a vedere che canta questo doveva essere il matrimonio del secolo, doveva fare scruscio in tutta l'Europa. Ma vediamo se è vero. Ma come vanno a vedere che... se Maresci, sì che Maresci. Vediamo se ne escono. Tutto così. Che schifo, che schifezza la tanca Buongiorno, Don Pasquale. Minchia, così di botto! Non me ne ricordavo così! Carissime e amabilissime signorine madame, ho l'onore di riferirle e chiedo scusa del disturbo. Ma che dici, Don Pasquale? Anzi, ci fa piacere. Non potevo dubitare della loro onorabilità e signorilità autentica. Ma sì, lei ci confonde. No, chi c'entra? Chi non stamattina? No, perché non si siede piuttosto? Grazie. Forse sta cosa è fatta. Fra poco verranno i commissari per valutare il danno del loro terremoto chirurgico sussultorio. Ma Don Pasquale, noi siamo veramente confusi, uso interessamento un te nostri riguardi e perciò non sappiamo manco come andiamo a comportare questi commissari e che ci andiamo a preparare e che saccio che caffè? No, quale caffè, nenti. E dove scotta? Quale biscotta, nenti. Perché cioccolata? Quale cioccolata, nenti. E chi ci dà? Dico, i commissari sono gente straniera, va bene che sono amici miei, ma non sappiamo come la prendono e se hanno coraggio. E poi non sappiamo che possono pensare che noi ci offriamo dei bibiti, delle cose per scippare più soldi. Ma sì? Sì, questa è corruzione di funzionario nell'esercizio delle sue funzioni mentre sta funzionando. Sì, qua finisce che andiamo tutti oscuro caiatta. In cartabuia, vai, in galera. Ma cose da pazzi, Don Pasquale, noi acce ci rimettiamo sopra di lei. No, sopra di lei. Nessuna. Io mi pento di non averle conosciute prima.
lo dico, vi dico con tutto cuore, che siete due mostre di bellezza. Incontravamo già a chiesa, a messa, e tutto il cognato, un tanagnone, tutte scritte, e allora ci domandava al sacrestano, chiedo scuso, chi sono quelle specie di donne tutto intoppato, tutto insucciato, tutto così? Allora io mi rispondeva in latino, Comen, non le conosce? Quelle sono le signorine Madame, persone per bene, religiose, ricche. Come no? Ricche fino all'ultima temperatura. Ma quali ricchi, Don Pasquale? Ma che stanno dicendo? Ma lasciatelo parlare, gente, Don Pasquale. Lasciatelo parlare, la mandi via, la mandi via. E poi me la vadavo ad incontrarli. Nasciuta da missa, da stradella di campagna tutta sdrupata. Io mi stavo ritirando da caccia, come cane a Torino. E 2 anni avete rischiato 2 volte, 2. Sì, perché proprio 2 anni aveva venuto in cattoccia. E poi, meno male, come cane l'ho attaccato, perché si aveva lanzato come un leone, ma gli erano leoni. E poi vedeva tutti pieni di fulini, e un cuore mi domandava Nico. E mi veniva quello di Ciacci. Mischino! Avevo lo slancio per venirla a conoscere, però poi mi veniva lo sconcetto, proprio lo sconcetto di timidezza, non mi veniva coraggio, alla mandi via suo sorello. Rica? Sì. Ma dimmi da banda, vedi se c'è un zunino che ci devo dire una cosa della massima importanza. Ah, vacci tu. Vacci tu. Ma se ce l'ha del tu, vacci tu. Rica! Te disse vacci tu! Tisa, ci chiedo scusa, Don Pasquale. Io devo andare di là perché mi aspettano. Prego. Con permesso, Don Pasquale. Sì, lo vedevamo secondo tu. Prego, si accomodi. Avanti, che c'è? Mi dissi, caro Don Pasquale, io e mia sorella siamo, come si dice, come 2 anime in un corpo solo. Sì, immagino. Lei chi è? La maggiore, vero? Sì, signore, la maggiore. E perciò chi che dico io decida e chi che faccio io Fai te stessa. Lo faccio. Però comprendo pure che facete una vita troppo impottusata, troppo ontanata dai. Don Pasquale, a mia, picca, ma basta, scioppo, ma vecchia. Sì, ma comprendo pure, signorina, che non si vive da solo pane. In una casa, veda signorina, ci volesse un uomo. Ci siamo. E dico un uomo, un parente, un amico, un cognato, un marito. Dico, un uomo in casa non deve mancare mai. Un uomo affettuoso e soprattutto coraggioso. Dico. Ma Don Pasquale, a mia mi dissero che gli uomini sono tutti birbanti. Ma scazzone e farabutto, ma ci sono magari che buone, sai? Sì. No, Don Pasquale, non mi venisse a parlare d'uomini a mia, perché mi viene magari del ridere. Oh, Don Pasquale, se lei sapesse quanto partite hai avuto io. Assai. Oh, Per esempio.
segretario comunale si aveva pigliato una cotta per mia, aveva impazzato. Vero? E perché sulla stavo a scappare? E picchi un sindaco, piggi Lucia, uffici trasferiti. E certo, e dico... E Lontano, poi, lontano. lontano, è vero, sì. Sì. Dico, e certo, dico, e poi dico, che altro partito? Tanti sì. Un comandante di guardie, un veterinario comunale, un medico condotto, un dottore d'un macello. E la Calabbiagane? No, la Calappiagane no. E certo, lì ancora qua a cercare. Vero? No, Mi cerca? Sì, no, dico così, dico, signorina, santità mia, in sto passo si sta stampanando tutto il municipio, dico, dico, si intassi piuttosto verso la storia, la geografia, la matematica, la tavola pitagorica. Ma che ci incucchia, Don Pasquale? Non è che ci incoppia, trovai per lei un uomo fresco, allevato a terra, sì, un professore di lettere, alletterato come autunno. No, Don Pasquale, io oramai sogno depressa, sogno paga. Ma quale paga e paga qua, non paga nulla, che è tutto gratis. E lei, signorina, appena si ci adduma un prospero, dico, abbampa come una bambariscia, lei, signorina, è tutta tenera. Non mi disse. Lei è tutta potabile. Si sa. No, ma vergogno. Non si vergognasse, si sa. Sì, ti faccio. Di prospetto. Di culo. Niente, sempre a stessa. Ma, Don Pasquale, ma i genti che possono pensare? Lasciatele passare, lasciatele pensare, gente, contenta lei, contento tutti. Ah. No, niente, non si può fare. Come faccio come sono? Non posso abbandonare, non posso lasciare sola. Ida, non è che te la bambina viste, no? Che vuol sapere che non fu mai domandata in nudo, una posso abbandonare. E poi no, prima pensiamo a lei e poi ci diamo fuoco, magari a sotto. Venera? Sì. C'è Donnino di là che ti vuole parlare. E vaio. Con permesso, Don Pasquale, ce l'ha solo incomodo. No, sopportassi. E sentissi, venissi a pigliarsi un caffè con noi stasera. C'è dubbio. Avanti, che c'è? Tesoro, ci aveva fatto tanto da testa, vero? Ida punta sempre guai. No, che c'entra? Abbiamo parlato del più e del meno, di terremoti, di fessure, di spacche. Ma ci sto buono a parlare con Ida di queste cose, intanto è più vecchia. Ah, ma perché? Da quanti anni avete feriti? Di uno. Allora lei era più giovane, vero? E perché si spugna tutta? No, dico, ma perché tutta questa stitichezza con me? Dico, perché? Dico, io ci posso avere una pace, capito? Ma che fare, Don Pasquale? Non lo disse, magari lei. Don Pasquale, io non ci posso fare niente, ma quando io abbiamo sempre da ridere. Non lo disse, andiamo a ricerci. Ma lei usava come chiama, non vergogna. No, non si vergognasse. Ma se mi vergogno. Non si vergognasse, tanto siamo fra di noi uomini. Allora. Para. Guarda,
No, Parafemmine? No, para... Paraninfo? Sì. E buone, che c'è male? Io faccio del bene all'umanità, capito? Sì, Don Pasquale, ma meglio non parlare di queste cose, perché noi oramai abbiamo dato l'addio al mondo. Quale addio è addio? Semmai, signorina, è un arrivederci. Sì, pare sic. Sì, ma appena annaffiano, unchia tutta come una buffa. Sì, e poi sboccia come un crisantemo non cucciuto. Ma che dici, Don Pasquale? Ma perché stava cucciuto? Se sapessi quanto ne hai avuto. Usaccio. Come sapete? No, dico, mi immagino. Un segretario comunale, si aveva picchiato una volta con mia. E perché sono lasciato scappare? Perché una certa persona per gelosia lo fece trasferire. O sindaco? Ma come sapete? Certe cose in politica si sanno. No, e poi tanti altri, il comandante delle guardie, il direttore di un macello, il veterinario comunale. E la Calabria no, è vero? No. Ah, no. Signorina, ci do un consiglio. Io lascia stare i comunali. E si tasse piuttosto verso le forze armate. Ma che vuole dire, Don Pasquale? Vuole dire bascio, giovane, simpatico, allegro, spassoso, arriva sempre, mancimi, tenente della fatteria. No, Don Pasquale, ma io, per dici queste cose, io non posso abbandonare un tesoro. Ida, non è che è bello come a mia, ma guardate, signor bello. Non posso abbandonare. E va bene, prima pensiamo a Ranni e poi pensiamo a Piccinetta. E va bene, signorina, ok. Ora io non andare. Se ne va già, allora Don andare a pigliare Pasquale. i commissari andare a pigliare. Vi ringrazio, Don Pasqualetto. Prego. Dico, mi pare di vederli, sai? Auni? In un giardino. Sì. Zoologico, ma sei assolutamente. Comandi. Sonino, stanno venendo i commissari del terremoto con Don Pasquale Minnetta. Vengono per vedere i danni, dici che il governo paga. Ma scienza, che danno non ce ne fuori. Qualche scucchiatina di muro, qualche stacco del toro. Ma se il governo vuole pagare, tanto meglio per tutti e due. Oh, badati, badati che si avessero a chiamare e mi domandano qualche cosa. Voi ci avete a dire, ora non si vede niente, perché fu tutto giustato dopo quasi 18 mesi. Ma i danni foro assai, ho capito, così ci avete a dire. Ma io, bella madre, potendo venire a Don Pasquale, avevo pensato che avesse voluto per qualche incucchiamento. E sarebbe stata una cosa buona per tutti e due. Voi sapete che mestiere fa sto cristiano? Commina matrimoni. Quali matrimoni? Noiacce, il libare vuole pure stare. E piuttosto ricordatevi che non vi raccomandare. Sentite, io vi consiglio una cosa. Non vi facete trovare con studi sto modo di commissare, perché se vi vedono con studi cose buone, questi vanno pensare, questi non hanno bisogno e non guadagnano niente. Quindi vi consiglio, ma vestite tutte scazzate! Bravo Zunino, ogni tanto una cosa giusta a decidi. Amonini, canciamoni. Rega! La mitisa. O signore, ma non vale con una vedente. Sti due non frequentano a nudo. Non vanno mai al cinema, non vedono gente a mangiare a sua casa, non escono con amici, non hanno a nudo, non vanno a nudo fatto, hanno come non vanno a andare avanti. Ma
Oh, Tonnino! Facciamo le mani, facciamo le mani. Che si dice? Come va? Tutto a posto, tutto a Tutto a posto. posto. Bene. Ah, ci presento il commissario numero 1 e il commissario numero 2. Buongiorno. Buongiorno. Ad a sapere che quando la terra, se voi fosse venuto da una terra su Mau, ci fu un terremoto, se voi fosse venuto 2 minuti dopo il terremoto, la casa era tutta spaccata. Buono Tonnino, non abbiamo più bisogno delle vostre illustrazioni. I signori commissari sanno per filo e per segno tutte le spacche, le fessure procurate dal terremoto e dall'urgico sussultorio. Va bene. Oh, Quindi, me ne posso andare? sì, andate bene. Basalo. Con comodo. Chiamate le vostre padrone, con comodo, ma chiamatele. Con comodo, sì, con comodo. Caro Don Pasquale, ottimo il caffè, ma non avremmo potuto vederci direttamente così? E poi, sarebbe questo, il magnifico palazzo antico? Ma vedo una casa molto modesta e anche alquanto diroccata. Dico, se tutte le ricchezze sono di questa fatta, stiamo freschi, altro che regge. Qua ci sono, caro signor Tenente, qua ci sono dei palazzi che parlano delle regge, ma tanto regge e regge non sono. Qua ci sono delle cose che parlano belle, ma tanto belle e belle non sono. Diamo un'occhiata alla proprietà intanto che Prego. E là, si è fatto buio? No, ci dovessi stuppare. No, dico che ha premura, è vero? Premura lei, no? Già. Premura magari lei ha, è vero? Io premura veramente non ne ho. E ricordatevi, Don Pasquale, che dovete pensare a tutto voi. Certo. Piuttosto, ditemi una cosa. Sì. La piccola la sceglierà certamente lui. Penso di sì. E va bene. E vuol dire che io mi accontenterò di quella che rimane. Bravo professore. Vuole dire che questa reggia ci toccherà a lei. Lei qua deve stare come uno scecco. Sceicco! Don Pasquale, sceicco! È buona stessa cosa. Dico qua lei sa mettere un paio di pantofole, si fuma 4 sacarri. Tutti insieme la sera. Sì, e si mette sotto un albero di facare, capito? Ma la proprietà è veramente ben coltivata, bella. Vedi, da in fondo ci sono tutti peti di limoni. No, Don Pasquale, non lo muori. A casa sono tutte arance, i limoni sono più sotto. Un bel posto, capperi. Quale chiappero? Che chiappero non nate? Va bene, Donnino. Senta, Donnino, ma dalle montagne da sopra ci ne caccia Certo, ulichi, lepri. mammiferi. No, fiammifero, quale fiammifero? Vabbè, Donnino, non abbiamo più bisogno dei vostri ragguagli. Guagli, quello guagli. E torna, e vabbè. Avete a sapere che quando a terra ci fu un terremoto, la casa si spaccava tutta. E signorini ci restarono solo l'occhio picciacce. Va buono, Donnino, andatevi, abbiamo bisogno di Oh voi. signore, che tipo! Sì, lo so. Don Pasquale, bella quella siepe di rosmarino. Quale rosmarino? No, quella è una pianta gastrica. Gastrica? Sì. Ma non la conosco, che pianta è? Lavanda. ma come siete combinati, disgraziati? Eccoci qua, signori commissari. Dite alle vostre padrone che le stiamo aspettando. Siamo noi. Le signorine madame siamo noi. Don Pasquale, sono loro le signorine Matamè? Sì, sono loro che si possono vestire, che hanno provare e che hanno voluto fare uno scherzo. Bello scherzo! Se sono loro, ci presenti e facciamola. Sì, vabbè, la signorina Ricca Matamè, la signorina Venera Matamè. Piaceri, signori commissari.
E ora, se volete passare da banna con mia, vi faccio vedere tutti i danni. Una rovina di qua, una spaccata da. Ma cosa vuole che vediamo? Qua è tutta una rovina. E lei, signorina, mi scusi. Mi scusi tanto, è la maggiore? Sì, signori. Don Pasquale, prego. E chi scusi? Chi da che mi ha visto scusare io? Rosoli, non si scoraggiasse. Una buona stocchiata, viene buona. Ma quale stucchiata, Don Pasquale? Casa mi sa cominciare di fondamenta. Ma perché? Ci passa una picca bruttina, vero? Una picca. Bruttina, Santuzza Rosalia. Va bene. Signori commissari, noi siamo due femminetti soli a mezzo alla strada. Disgraziate, ma voi siete dove studi? Meritate di essere bruciate vive come un petrolio. Non dubiti, signorina. Riferiremo a chi di dovere. In quanto a voi, Don Pasquale, siete un imbecille, cretino, e non aggiungo altro. Noi torniamo in disturbo. Ormai possiamo andare. Collega, arrivo. Non mi lasci, collega. Mi raccomando, signori commissari! Ma quale commissario, gli erano due mariti. Due